Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli. Riciclavano i soldi dei clan grazie a imprenditori compiacenti ed esperti della finanza. Progettavano anche l'acquisto di 12 supermercati. 11 arresti tra Palermo e Trapani, in carcere uomini vicini a Messina Denaro. A Paternò i voti delle famiglie mafiose in cambio di favori e posti di lavoro. Tra gli indagati il sindaco Naso. La procura di Catania insiste, va arrestato. Il primo cittadino dice credo nella giustizia. L'incendio che devastò Tromboli durante le riprese di una fiction, avviso di conclusione indagini a 4 persone e a 2 società, l'accusa è di disastro ambientale colposo. Siccità e misure antincendio in Sicilia, la regione prevede di riempire invasi e vasche con l'acqua di mare. La Sicilia è sempre più terra di fotovoltaico, i big delle energie rinnovabili investono acquistando ettari di terreni incolti dove montare i pannelli. L'agrivoltaico sarà la nuova frontiera dell'agricoltura. Agrigento inaugura un centro per uomini maltrattanti, un sostegno concreto a quanti hanno commesso atti di violenza. 40 anni di musica, Luca Madonia li festeggia con un tour teatrale, ricordi, aneddoti e l'amicizia con Franco Battiato. Era una persona divertentissima. Calcio, il Catania riprende la preparazione. Dopo la vittoria nel derby la posizione in classifica migliora, ma preoccupano le condizioni di Peralta e Zammarini. Bentrovati. I fedelissimi di Matteo Messina Denaro riciclavano i soldi della criminalità nei supermercati, controllavano gli appalti e gestivano perfino la rete elettrica di una delle più importanti isole turistiche del territorio trapanese. 11 le persone arrestate e 12 avvisi di garanzia. Sentiamo Maglio Viola. La mafia trapanese gestiva il business della rete elettrica sull'isola di Favignana e riciclava i soldi delle attività illecite dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro in una rete di ben 12 supermercati a marchio Coop attivi in tutta la Sicilia occidentale. Un'operazione di riciclaggio condotta grazie a imprenditori compiacenti ed esperti di finanza. Per aggirare la normativa antimafia, gli uomini delle famiglie mafiose fedeli al superboss si avvalevano di 2 imprenditori palermitani che facevano da prestanome. A loro erano intestati supermercati in cui finivano i soldi della criminalità organizzata. Lo hanno scoperto i carabinieri di Palermo e Trapani nell'ambito di una inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. L'indagine è partita dalle tracce lasciate dai soldi del boss latitante Matteo Messina Denaro. A gestire questi affari era la famiglia mafiosa di Salemi. Adesso 5 persone sono finite in carcere, altre 6 sono agli arresti domiciliari ed altre 12 hanno ricevuto avvisi di garanzia. Gli arresti sono scattati non soltanto a Palermo e Trapani ma anche a Como. Secondo l'accusa, la gara d'appalto per la gestione della rete elettrica di Favignana era stata pilotata per consegnare il servizio alle cosche, che chiedevano il pizzo anche agli imprenditori che rifornivano la centrale elettrica di carburante. Per tutti le accuse sono di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione e autoriciclaggio, soprattutto in relazione ai supermercati. Ma l'inchiesta continua sulle tracce dei funzionari pubblici collusi o corrotti. A Paternò i voti delle famiglie mafiose in cambio di favori e posti di lavoro. La procura di Catania insiste, il sindaco va arrestato. Il primo cittadino dice credo nella giustizia. Roberta Lunghi. Non ci sta la Procura di Catania ad accettare la decisione del GIP Sebastiano Di Stefano Barbagallo, che ha rigettato la richiesta di emettere un'ordinanza cautelare nei confronti del sindaco di Paternò Antonino Naso, accusato di voto di scambio politico mafioso in concorso nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri di Paternò Atena, coordinata dalla DDA Etnea, con 56 indagati e 17 ordinanze cautelari. La richiesta di appello, firmata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso, riguarda 7 indagati, tra i quali il sindaco Nino Naso. L'assunzione di 2 esponenti di famiglie mafiose in una ditta di raccolta rifiuti interpretata come scambio per favori elettorali non era bastata al GIP per fondare le accuse contro il sindaco. Naso in una nota si era dichiarato innocente e fiducioso nella giustizia. Il tutto in un quadro desolante in cui, grazie alle intercettazioni dei carabinieri, emerge anche il piano elettorale di una candidatura a sindaco di Paternò nata all'interno di una sala da barba del paese, dove il perfetto candidato
arrestato per poter favorire la famiglia mafiosa Morabito Rapisarda era il barbiere Salvatore Comis, per il quale vale la richiesta di appello della Procura di Catania insieme all'ex assessore Pietro Cirino, che è stato arrestato. È il 19 marzo del 2021 quando nasce, al grido di "vota e fai votare Turi Comis", in un colloquio intercettato dai carabinieri, il progetto elettorale di Natale Benvenga, arrestato ieri, ritenuto un esponente del clan Laudani. Per lui Nino Naso, il sindaco dei morti e dei matrimoni, doveva andare via. Comis non diventerà sindaco e nemmeno consigliere, ma entrerà comunque nella giunta del rieletto Naso, con il quale si alleerà. A mediare per indurre all'appoggio a Naso sarebbe stato Pietro Cirino. "Se sale Naso ci deve dare la pulizia del verde e del cimitero", si sente in altre intercettazioni, e nel luglio 2021 vengono assunti da D'Asti 2 parenti delle famiglie Morabito Rapisarda e del clan Assinnata. Ricordate l'incendio a Stromboli durante le riprese di una fiction Rai? Si sono concluse le indagini preliminari, sono 4 gli indagati e 2 società sono sotto inchiesta. Francesco Triolo. Disastro ambientale colposo, è questa l'accusa di cui dovranno rispondere 4 persone fisiche, la società di produzione, quella che realizza gli effetti speciali per l'incendio sul set della fiction Protezione Civile a Stromboli. Nei giorni in cui la popolazione chiede che quella serie non vada in onda, i carabinieri hanno notificato oggi l'avviso e la conclusione delle indagini preliminari. L'incendio ha interessato l'isola il 25 e 26 maggio del 2022 in un'area naturale protetta e sottoposta a vincolo ambientale nella riserva naturale orientata. Grazie al supporto di consulenti nominati dalla Procura, diversi sopralluoghi, testimonianze, acquisizioni documentali ed accertamenti tecnici, sono state individuate 4 persone fisiche, tra cui il legale rappresentante, il direttore di produzione di una società cinematografica, il legale rappresentante della società operante nell'ideazione e realizzazione di effetti speciali ed un socio lavoratore deputato alla effettiva attuazione degli effetti speciali, i quali poco prima che divampasse il vasto incendio erano presenti sull'isola. I 4 indagati sono ritenuti responsabili anche di violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di non aver redatto un documento di valutazione dei rischi che tenesse adeguatamente conto del pericolo di incendio ed ancora di aver utilizzato per la riproduzione di effetti scenici ed in particolare per l'accensione delle fiamme controllate attrezzature rudimentali prive di libretti d'uso e manutenzione dei requisiti previsti. L'incendio interessò oltre 240 ettari di macchia mediterranea, un gravissimo disastro ambientale, oltre al danneggiamento di abitazioni ed edifici adibiti a pubblica utilità. Siccità e campagna antincendio in Sicilia. Per le zone interne 37 vasche saranno riempite con l'acqua del mare. Andata deserta invece la gara regionale per gli elicotteri pesanti utilizzati per spegnere i roghi. Sentiamo Giusila Zara. La regione corre ai ripari per far fronte al rischio incendi della stagione estiva. Si pensa di prelevare acqua dal mare per riempire gli invasi nelle zone interne, già all'asciutto per la siccità. Situazione critica aggravata anche dalla mancanza di elicotteri pesanti impegnati nella campagna antincendio che voleranno verso le zone di guerra. Andata deserta la gara regionale da 13 milioni di euro, nonostante le previsioni che l'avrebbero fatta arrivare a oltre 20 milioni. Intanto pesano i roghi che hanno bruciato 61.000 ettari di terreno l'anno scorso, nella stagione dove l'acqua c'era, ed è corsa contro il tempo. Il 15 maggio partirà ufficialmente la campagna antincendio in Sicilia e il piano di Schifani prevede di installare 37 vasche nelle aree interne da riempire con l'acqua del mare. Quest'anno poi si potranno utilizzare soltanto mezzi aerei leggeri e in casi gravi dei Canadair e dei mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. In Sicilia si moltiplicano gli impianti fotovoltaico, i big delle energie rinnovabili investono sempre di più. Un'opportunità per Confagricoltura, la nuova frontiera sarà l'agrivoltaico. Ancora Giusila Zara. La Sicilia è sempre più terra di fotovoltaico. I big delle energie rinnovabili investono acquistando ettari di terreni incolti dove montare i pannelli per la produzione di energia elettrica pulita. Da Trapani a Enna gli specchi si moltiplicano e gli agricoltori che fanno i conti con i rincari dei costi energetici si stanno orientando verso una nuova frontiera produttiva ed energetica. Gli imprenditori agricoli in effetti si stanno orientando verso l'agrivoltaico. Agrivoltaico significa poter inserire il connubio tra l'attività agricola e la produzione di energia.
con pannelli solari posti a una certa altezza e che consentono quindi di coltivare sotto. Molte aziende che hanno investito per rinnovare strutture e produzioni non hanno ancora però ricevuto i rimborsi del credito d'imposta. Tutto perché, dice Confagricoltura, il Ministero non ha comunicato all'Agenzia delle Entrate i codici per la dichiarazione degli aiuti di Stato. Oggi a Sicilia 24 Focus si parlerà ancora di agricoltura, di vino e di olio siciliano, con un nuovo appuntamento dedicato al Vinitaly, condotto da Luca Ciliberti con Ruggero Sardo in collegamento in diretta da Verona, dove è ancora in corso la manifestazione. Appuntamento alle 14.30 in diretta su Telecolor e streaming sulla siciliaweb.it. Potete inviare le vostre domande alla nostra linea WhatsApp 342 74 55 005. E a Roma questa mattina è iniziata la conferenza dei servizi convocata dal Ministero delle Infrastrutture nell'ambito dell'iter per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Vediamo di che si tratta con Francesco Triolo. Un ulteriore passaggio formale di un iter che sta andando velocemente. A Roma questa mattina nel distaccamento del Ministero delle Infrastrutture all'Euro si è aperta la conferenza dei servizi istruttoria convocata dal Ministero. Si tratta di uno degli step propedeutici prima dell'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPES, una riunione soprattutto tecnica con l'avvio della fase di ascolto e analisi delle criticità, delle interferenze di cantiere e delle opere nei territori. Parte anche l'esame delle osservazioni presentate dalle amministrazioni, dagli enti, dai semplici cittadini. 138 i convocati. Il Comune di Messina si è presentato con il sindaco Federico Basile e con il direttore generale Salvo Puccio, che hanno portato l'incartamento predisposto dai tecnici del Comune e della città metropolitana. Basile ha annunciato che non farà sconti. La relazione di Palazzo Zanca solleva decine di osservazioni sulle interferenze con i nuovi progetti, timori espressi anche nel parere negativo della città metropolitana, che boccia il progetto per l'impatto sulla riserva protetta di Capopeloro e sull'ecosistema dei laghi. Ma c'è tanto di più. Si temono i lavori per la viabilità sotterranea che andranno inevitabilmente ad interferire con le falde acquifere, i pozzi e la rete idrica. Una serie di progetti che si stanno avviando, come la nuova pista ciclabile tra Ganzirri e Torrefaro, più le tante ripercussioni sulla viabilità in tutta la città. Ad Agrigento nasce il primo centro per uomini violenti. La struttura propone programmi rivolti ai responsabili di violenza domestica, sessuale e di genere. Davide Sardo. Anche ad Agrigento approda il CUAV, il Centro Uomini Autori o Potenziali Autori di Violenza. Si tratta di un servizio che rende un sostegno concreto a coloro che hanno commesso atti di violenza nei confronti delle donne, affinché comprendano a fondo la gravità della loro azione e modifichino i loro modelli di comportamento senza ricadere nella stessa condotta. È il primo nel territorio ed è stato promosso dall'UEPE, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna. Il personale in servizio al CUAV attuerà programmi rivolti ai responsabili di violenza domestica, sessuale e di genere, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, inducendoli a riconoscere il disvalore della violenza come strumento di risoluzione di conflitti e contrasti. Presenti all'inaugurazione le numerose autorità che sul territorio si occupano in prima persona del problema. Noi dobbiamo cercare di comprendere che nel momento in cui esistono aggressioni alle fasce deboli, aggressioni alle donne, c'è necessità di capire e trattare chi ha commesso questa aggressione. Attraverso i soggetti che vengono individuati dal Tribunale si farà un lavoro di equip. Chiaramente si colma, come dicevo, un vuoto, perché non possiamo proteggere solo le vittime, ma dobbiamo fare anche prevenzione. L'ufficio opera in via Mazzini, presso il Palazzo di Giustizia, e sarà gestito in collaborazione con la cooperativa sociale Nuove Generazioni. A Palermo è stato presentato il Museo del Presente, dedicato a Falcone Borsellino. Sarà uno spazio di connessione tra passato e presente. Verrà inaugurato il prossimo 23 maggio. Marco Gulla. Palazzo Jung di Palermo diventa sempre più il luogo dell'antimafia, uno spazio dedicato ai giovani, alla cultura e al dialogo internazionale. Questa mattina è stata infatti inaugurata la Biblioteca Blu dedicata al Novecento ed è stato presentato anche il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il museo, che sarà inaugurato il prossimo 23 maggio, racconterà la vitalità delle azioni straordinarie in nome e per conto dello Stato e per la comunità, con esposizioni e allestimenti in continua evoluzione
evoluzione e trasformazione, le connessioni con i fatti del tempo in cui hanno vissuto e operato i due eroi antimafia. La cosa più bella di questo museo, quando si pensa a un museo si pensa a qualcosa di passato, invece noi qua, lei trova quella scritta, qui facciamo futuro, cioè questo sarà il posto dove la memoria di quelle terribili stragi del 93, la loro storia, il lavoro che avevano svolto e quello che pensavano di fare, ecco, tutto questo sarà detto adesso ai giovani di tutta l'Italia. Nella galleria del presente si potrà osservare e visitare i diversi punti di contatto tra le diverse tappe della reazione popolare e istituzionale contro Cosa Nostra. Fondamentale lo è soprattutto perché l'impostazione che abbiamo dato alla Commissione parlamentare antimafia è quello di parlare sempre ai più giovani, perché quello che è successo qui non succeda più, soprattutto possa vedere la sua fine. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Da anni circolavano video falsi del nutrizionista Giorgio Calabrese. Ieri è stato individuato l'autore che li avrebbe diffusi usando l'intelligenza artificiale. Il nutrizionista al nostro TG dice: non vendo prodotti dimagranti, chi ha sbagliato deve pagare. Francesco Aloi. Chi per uno spot TV come Tom Hanks, chi per una dieta come il professore Calabrese. L'intelligenza artificiale è clone e colpisce ancora. E sì, non risparmia nemmeno le diete. Un 26enne acese legato ad hacker russi avrebbe diffuso immagini false del nutrizionista che vendeva prodotti dimagranti. Ora è sotto processo. Dicono che io vendo delle pillole, delle gocce dimagranti, che ho fatto dimagrire la Vanessa Incontrada, una grande artista che io non ho avuto mai il piacere di incontrare e che non ho di farne neanche dimagrire, non so neanche se sia dimagrita. Ecco, questa condizione qua mi sta creando un disagio pazzesco. Ho 3 penalisti che lavorano per me. Giorgio Calabrese è ben determinato. Chi fa queste cose deve pagare, dice. Devono pagare e tutti i soldi che mi daranno saranno riversati in beneficenza da parte mia nei confronti di una struttura di ragazzi con handicap, disabili, diciamo, che sono ad Asti. Ma poi c'è il lato buono dell'intelligenza artificiale. Dagli ABBA Whitney Houston o Elvis Presley. Così sono tornati sul palco formato ologramma. Ma questa innovazione degli ultimi tempi preoccupa il mondo del cinema di Hollywood e non solo. Potrebbe togliere lavoro all'uomo e l'accusa. Intanto, quando navighiamo in rete, non dimentichiamo una cosa: fare molta attenzione. Parliamo di musica. Luca Madonia festeggia 40 anni di carriera con un tour teatrale che ha registrato il Pienone a Palermo e che giovedì arriva al Centro Culturale Zoo di Catania. Il cantautore catanese, accompagnato da un quartetto di musicisti, racconta la sua storia tra musica, aneddoti e tanti ricordi legati anche a Franco Battiato. Eva Spampinato. Luca Madonia non si direbbe, ma sono 40 anni di musica, di storia, di carriera, tutti condensati in un'unica serata al teatro per raccontare appunto la tua storia. Ho seguito il cuore, ho attraversato 40 anni di musica partendo dalle cantine di casa dei miei genitori, ragazzino con i De Novo, io infatti... Poi parleremo di calcio, vedremo come si sta preparando il Catania per la prossima partita. A tra poco. Ed eccoci al calcio, il Catania torna ad allenarsi in vista del match di domenica in casa del Sorrento. Zeoli ha una truppa rinvigorita dopo il successo nel derby, ma deve fare i conti con infortuni e la squalifica di Bois. Marco Carli. Fra attesa, speranze alimentate dalla vittoria nella partita col Messina, ma anche infortuni e squalifiche. Il Catania riprende la preparazione e ha temi per sorridere, il risultato che avvicina la salvezza e dunque i play-off, ma anche per preoccuparsi delle condizioni di Peralta e Zammarini. Il primo è stato sostituito per un problema al ginocchio, il secondo invece si è fermato per un fastidio muscolare durante il riscaldamento. Partiamo dalle note positive. La corsa a salvezza vede il Catania fare un balzo in avanti, scavalcato il Potenza che dopo la pesante ultima sconfitta col Foggia e in virtù
virtù del calendario, adesso rischia tanto. Ma il Catania deve guardare a se stesso e atteso proprio a Potenza da un Sorrento sconfitto all'ultima dal Brindisi e più distante dalla zona playoff. I neopromossi campani, ruolo che condividono col Catania, avevano vinto all'andata al Massimino. Fare il risultato per i rossazzurri significherebbe operare un passo importante, se definitivo lo diranno i risultati delle altre, verso la salvezza e i playoff. Zeoli dovrà fare i conti con gli infortuni, altra nota caratteristica dell'annata. Peralta non ci sarà ed è una grave perdita anche per le partite di questa fase finale di stagione regolare. Il giocatore con il 3-5-2 è importante per le sue qualità e la capacità di raccordo fra centrocampo e attacco. Zammarini ne avrà per meno e va valutato per le prossime, nel caso Prontondoi in campo per poco più di un tempo con il Messina. L'allenatore dovrà rinunciare anche a Bois, squalificato. Rapisarda, il capitano dopo la coppa sollevata da Catanese, avrà un'importante responsabilità col Sorrento. Per il resto Cicerelli, Quaini e Welbeck ci saranno, così come Di Carmine e Cianci. In difesa nulla di preoccupante per Monaco. La settimana di lavoro chiarirà gli eventuali dubbi. Per il resto conta la testa, quella già proiettata al Sorrento, per provare a chiudere i discorsi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio, vi lascio al focus sul Vinitaly.